Sono le 8 del mattino di venerdì 19 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Fra poco con Luca leggeremo i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto le ultime notizie, un'ultima ora perché c'è stato un arresto e anche un maxi sequestro di hashish operato dai finanzieri di Catania. Sono stati recuperati 400 kg di sostanza stupefacente. Viaggiava a bordo di un'auto che era guidata da un uomo che è stato, come detto, arrestato. Ma vediamo i particolari. Viaggiava sulla Catania-Siracusa con un fuoristrada pieno di cartoni e alla vista della Guardia di Finanza ha subito mostrato nervosismo, atteggiamento risultato fatale ad un 34enne finito in manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. L'uomo, sorpreso all'altezza di Augusta, stava trasportando 400 kg di hashish ed è stato intercettato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria Etneo che hanno intensificato i controlli lungo le principali direttrici viarie dell'Interland catanese. Aperti i cartoni, che erano in bella mostra nell'abitacolo, le fiamme gialle hanno rinvenuto centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone, opportunamente sigillata in cellophane e riportanti all'esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari. La sostanza stupefacente, ricordiamo 400 kg di hashish, avrebbe fruttato proventi illeciti per 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. Restiamo a Catania perché c'è un arresto per la sparatoria di piazza Beppe Montana. Il provvedimento è scattato nelle ultime ore. Secondo la procura la causa di questa sparatoria sono degli scontri tra frazioni dello stesso clan. Uno scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio. Non ha dubbi la Procura di Catania in merito alla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Calermo e Trappeto Nord, che ha causato il ferimento di 3 giovani, uno dei quali è ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Canizzaro per una lesione alla terza vertebra lombare. A seguito delle indagini un uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Negli atti dell'inchiesta sono stati acquisiti video dei sistemi di videosorveglianza in cui, ricostruisce la Procura di Catania, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l'arrivo di un uomo in auto e di scooter con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d'uomo. 27 i bossoli trovati a ridosso della piazza. E mentre gli agenti delle volanti sono arrivati sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno intercettato i 3 scooter con 6 persone a bordo. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto per terra ed è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, ristretto ai domiciliari ed evaso dopo aver manomesso un braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un giubbotto antiproiettile costituito da 2 libri avvolti in un lenzuolo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato una pistola semiautomatica risultata rubata con un colpo in canna ed altri 12 nel caricatore. E allora cominciamo a leggere i giornali, Luca, e partiamo da questa notizia. Questa notizia la troviamo nelle pagine della cronaca di Catania della Sicilia. Questo è il titolo: quei minuti di inferno a Trappeto, resta in cella uno del comando. Qui c'è la foto del 31enne arrestato, preso dopo la sparatoria. La curiosità, appunto, sottolineata anche dal servizio, che sapeva quello che stava andando a fare e quindi si era si era protetto con un giubbotto antiproiettile fai da te, diciamo, costituito da alcune lenzuola e all'interno dei libri che lo avrebbero dovuto proteggere. Ieri è stato convalidato pure il terzo arresto, sono 3 i fermati diciamo, in prossimità nei minuti successivi, nelle ore successive alla rissa, tutti ovviamente giovanissimi. Altro fatto curioso, anche questo sottolineato dal servizio, che l'uomo aveva era intanto ristretto agli arresti domiciliari e avrebbe, diciamo, danneggiato il braccialetto elettronico che è stato ritrovato poi a casa, appunto, danneggiato. Quindi insomma era un'azione premeditata. Tutto questo rientra ovviamente in un disegno, in un quadro più ampio, che è appunto quello che sottolinea l'articolo in questo retroscena, uno scontro fra le nuove leve dei 2 storici clan catanesi, che sono il clan dei Cappello e il clan dei Bonaccorsi. E dopo 2 anni di indagini, la Commissione di inchiesta sulla sicurezza nel lavoro ha pubblicato la relazione sulla strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5
operai. Vediamo questo servizio. La strage di Casteldaccia del 6 maggio 2024, nella quale morirono 5 operai, fu frutto di una catena di errori e di omissioni, delle quali sono responsabili a vario livello tutte le aziende coinvolte. Lo sostiene la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro in missione in Sicilia, proprio per presentare 2 anni di indagini. AMAP, la società partecipata del Comune di Palermo che commissionò l'incarico, sarebbe responsabile, secondo la Commissione, di lacune organizzative ed operative. L'impresa appaltatrice non avrebbe invece effettuato le comunicazioni previste per legge nei subappalti, mentre l'impresa subappaltatrice non avrebbe usato personale formato, non avrebbe controllato la presenza di gas tossici e non avrebbe fornito i lavoratori di respiratori. Ma secondo la Commissione il problema non si ferma al singolo episodio, per quanto grave. A fronte di 400.000 imprese attive, la Regione dispone soltanto di 103 ispettori del lavoro impiegati sul campo, mentre altri 8 si occupano di contenziosi. Nell'isola è stato bandito un concorso, ma non è ancora stato espletato e comunque il numero resterà insufficiente. Nella relazione della Commissione d'inchiesta della Camera anche una serie di indicazioni e la sollecitazione ai governi nazionali e regionali a fare di più e meglio. Un tema affrontato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio riferendosi alla strage di Casteldaccia in una lettera alla Commissione ringrazia per l'indagine e le proposte avanzate ed esorta istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro, perché la vita deve essere tutelata. Insomma, una relazione piuttosto dura quella della Commissione parlamentare. Pesantissima, perché è andata avanti, diciamo, con le verifiche di anni. Allora, qui vediamo, insomma, tra le pagine della Sicilia, di Palermo, le vittime, c'è un lenzuolo che ricorda appunto le vittime, le 5 vittime della strage. Il titolo è Una catena di errori. La Commissione d'inchiesta della Camera ha messo nero su bianco tutte le responsabilità e le mancanze che costano la vita ai 5 operai, tra prassi scorrette, controlli omessi e carenze nella formazione. Ripercorriamola velocemente questa vicenda nei suoi passaggi fondamentali. Perché? Perché quella mattina a Casteldaccia c'era da fare un intervento di manutenzione straordinaria, ed è qui che scatta, insomma, tutto il contesto, diciamo, che poi diciamo, è diventato un cortocircuito anche a livello di responsabilità. Si trattava dell'impianto di sollevamento delle acque reflue. È un servizio che gestisce l'AMAP. L'AMAP ha dato l'appalto a un'altra società, che è la Quadrifoglio Group, ditta privata esecutrice di alcune lavorazioni, affiancata da altre figure professionali. Quindi qui ancora a cascata le responsabilità che si rimpallano. Si doveva procedere allo svuotamento della pulizia della vasca, non era previsto che gli operai entrassero nella struttura dall'esterno. Tutto questo cosa ha comportato? Che ovviamente gli operai non erano preparati. Allora scrive la Procura, in concreto le imprese coinvolte sarebbero responsabili di non aver verificato la presenza di gas tossici, di non aver fornito dispositivi specifici come autorespiratori e sistemi di recupero, di non aver formato i lavoratori sui cosiddetti ambienti confinati, del mancato coordinamento delle procedure, e su AMAP invece l'ombra di non aver vigilato. Quindi, insomma, responsabilità diffuse e tutte gravissime. Abbiamo sentito anche poi le parole di Mattarella, che vengono riportate anche diciamo, da altri quotidiani all'interno del racconto. Vedete, qua siamo sulla Gazzetta del Sud, strage di Casteldaccia, il monito di Mattarella, ferita per la collettività, dice il Capo dello Stato. Sì, adesso ci occupiamo invece dei miasmi del petrolchimico nel Siracusano. Ieri c'è stato un tavolo di confronto in prefettura a Siracusa, adesso è stato istituito un tavolo urgente per monitorare costantemente la situazione, ma vedremo quali saranno poi le decisioni che scaturiranno e facciamo il punto nel servizio. Il punto sulla situazione miasmi è stato fatto in prefettura a Siracusa. Da molti giorni l'aria attorno al petrolchimico è irrespirabile e i sindaci chiedono interventi concreti. È emesso l'intenzione di togliere le puzze immediatamente, di creare un tavolo tecnico urgente fra ASP, Vigili del Fuoco e le autorità competenti in materia ambientale. Più volte abbiamo detto che l'unico problema è quello di sapere da dove
nascono questi odori. Negli ultimi giorni troppi i malesseri tra i residenti, soprattutto a Priolo. Una situazione insostenibile, esposta alla prefetta Chiara Armenia. Ho ringraziato il prefetto perché al volo ha percepito, capito e ha preso atto di quelle che erano anche le mie preoccupazioni. Nel frattempo l'ARPA sta analizzando tutti i dati raccolti sul campo, forniti anche dalle aziende del polo industriale. Nelle prime 2 settimane di giugno diversi valori che hanno superato la soglia. Nella stazione di Augusta, giorno 1 alle 8, la concentrazione di idrocarburi non metanici era di 1196 microgrammi per metro cubo, quasi 6 volte il limite. E la prossima settimana a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente. Adesso si va verso l'attività legislativa del Parlamento, la Commissione Ambiente, che si riunirà il giorno 26 su questo territorio, e proveremo a fare una risoluzione che possa impegnare il governo a più risorse, più controlli e più attenzione verso il territorio siracusano. Quello dei miasmi nel petrolchimico ormai da un mese a questa parte è diventato un problema, ma è sempre stato comunque un tema di cui si è sempre dibattuto. Il problema è la percezione di questi odori, forti odori di idrocarburi. Mistero o complicità, titola la Gazzetta del Sud nel racconto di questa riunione in prefettura. Il problema sono le sostanze non normate e poi la difficoltà, o secondo alcuni la mancanza di volontà, di capire da quale impianto provengono appunto i miasmi. Questo è quello che chiedono i sindaci, adesso coordinati anche da un lavoro in prefettura, appunto per capire da quale azienda del polo petrolchimico siracusano provengono le molestie olfattive che da settimane stanno causando disagi. Ovviamente qui protestano tutti perché chiaramente i sindaci del territorio rappresentano la popolazione, le associazioni dei cittadini che ovviamente in proprio alzano la voce, e poi le istituzioni che non sanno come proseguire. Abbiamo sentito nel servizio poi per il 26 a Melilli è stata convocata la Commissione Territorio e Ambiente dell'ARS, lo abbiamo sentito dal sindaco e anche deputato regionale, e fa parte della Commissione Ambiente, quindi ci sarà anche l'assessore Savarino, ha detto il sindaco Giuseppe Carta. Invece per lunedì prossimo alle 18:30 è stato promosso un sit-in davanti al Comune per chiedere, lo dicono i cittadini che hanno promosso questo sit-in, di poter respirare. Direi che è una richiesta legittima. Adesso parliamo di esame di maturità, perché sappiamo che fra poco per i ragazzi scatta la seconda prova, ma nel prossimo servizio andiamo a vedere come è andata la giornata di ieri, la prova diciamo comune a tutti gli indirizzi scolastici, con i ragazzi, sentite proprio all'uscita al termine della prima prova, e c'era un moderato ottimismo, abbiamo sentito, ma sentiamo e vediamo. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sinceramente no, però comunque è stata una bella scelta quella che ho fatto, sono contenta. Volti più distesi, sorrisi che tornano ad affacciarsi e cellulari subito in mano per confrontarsi con compagni e amici. Dopo ore trascorse tra i banchi, per migliaia di maturandi è arrivato il momento di tirare il fiato e iniziare con pronostici e bilanci. Devo dire che sono contenta della mia produzione. C1, che era su quando si è piccole si prova stupore e poi quando cresci questo stupore passa. Diciamo che è un po' difficile perché non sapevo bene come argomentare, però spero che sia andata bene. 7 tracce, migliaia di elaborati e altrettante storie personali. Gettonatissimo il tema di attualità ispirato al brano di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, dedicato al valore della fatica e alla perseveranza. Tra le più scelte anche il brano di Frank Furedi, I confini contano, una riflessione sul delicato passaggio tra adolescenza ed età adulta. Molto apprezzato anche il tema che invitava gli studenti a riflettere sulla capacità di meravigliarsi di fronte alla natura e alle piccole cose. Come mai secondo te questa C2 è stata così gettonata? Allora, più che altro perché secondo me non riguardava gli autori che non avevamo studiato personalmente almeno, e comunque riguardava più l'attualità. È un testo appunto sull'attualità, molto era semplice, quindi mi sono buttato su quello. Parlava della fatica, tutte queste cose, in qualche modo mi sono orientata, anche se non ci aspettavamo queste tracce in realtà. 5 anni di scuola che scorrono nella mente, mentre si scrivono le ultime righe di un tema che segna simbolicamente la fine di un percorso. Tappa fondamentale,
che la porta diciamo, su un percorso di vita che poi sceglierà lei. Ho visto un abbraccio liberatorio. Eh sì, mi devo arrampicare, però sì, restano bambini per noi. Beh, sono immagini che si vedono spesso, quasi sempre, ogni anno, no? Alla fine. Insomma, ricorrenti, diciamo così. Allora, andiamo a vedere un po', diciamo, dal punto di vista complessivo, nazionale, cosa è successo con questi esami di maturità. Qui abbiamo una pagina del Corriere della Sera che esamina tutte le tracce, fa un po' il punto di quello che è successo, quindi maturità, la fatica, come abbiamo sentito, conquista gli studenti, che era una delle tracce, diciamo, non solo la fatica, diciamo, dell'affrontare l'esame di maturità, quindi la traccia preferita da 1 su 4. Allora, quali sono stati in percentuale quelle più scelte? Lo spunto del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, con il 23,2%, poi i confini in questo mondo, diciamo, senza confini, dove l'umanità deve scoprire l'arte di tracciare le frontiere, di Furedi con il 20,7%. C'è anche un po' di Sicilia, diciamo, tra le tracce di maturità, ed è stata scelta diciamo, non solo diciamo, per lo spunto letterario, ma anche per l'attualità del tema, appunto i piaceri di Vitaliano Brancati col 12%, prima ovviamente Assman che abbiamo sentito, e poi anche la Costituzione, insomma la nostra assemblea costituente, quindi nella storia d'Italia, con il 12%, il tema di Saragat, e poi gli altri. Mancano ovviamente, e questa è la critica, gli scrittori italiani, cioè la grande letteratura italiana. Poi c'è anche un'intervista sul Corriere proprio a Mario Calabresi, che è un giornalista, già direttore di diverse testate, insomma, tra l'altro anche molto giovane, 56 anni, che insomma si è, come dire, trovato anche sorpreso, diciamo, dal fatto di trovare uno dei suoi spunti come tema delle tracce di maturità. Oggi si prosegue con la seconda prova. È il latino al classico, la matematica allo scientifico, vedremo cosa succederà, però diciamo lo scoglio è sempre il primo, no? Il primo giorno, poi insomma si va avanti con l'abbrivio, diciamo, l'entusiasmo degli esami di maturità. Allora, andiamo a chiudere la parte di rassegna stampa regionale, Luca. Allora, ritorniamo invece sulle pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dalla lettura della Gazzetta del Sud, quotidiano dello Stretto. L'apertura è ovviamente dedicata ai fatti internazionali. Diciamo, con i nuovi bombardamenti, le nuove bombe tra Mosca e Kiev, le vedremo più avanti nella lettura dei quotidiani nazionali. Abbiamo visto poi le tracce di maturità, sorpresa nei temi, da Mario Calabresi a Saragat, questo abbiamo così approfondito. Vediamo un po' di notizie dalla Sicilia, eccolo qua. A Platì si piange Marisa, 3 anni, travolta e uccisa dalla madre. La piccola comunità spromontana è sconvolta, il sindaco Ti porteremo nel cuore, mentre a Taormina l'omicidio Flori, arrestata la donna già scarcerata. Stefania Bergamaschi è stata accusata solo di soppressione del cadavere, quindi 2 fatti di cronaca. Poi diciamo, altre notizie che riguardano le questioni nazionali, che troviamo sempre sulla Gazzetta del Sud, però all'interno un po' di notizie dalla Sicilia. Eccolo qua, ieri c'è stato per quanto riguarda la politica il vertice di centrodestra con i leader del centrodestra, vertice ad alta tensione, veti di Fratelli d'Italia contro De Luca, e qui c'è un caso, questo interessa molto l'area peloritana, scoppia il caso del sindaco di Serra di Falco, rieletto per la 3ª volta in violazione della legge che prevede solo 2 mandati, l'MPA contesta l'anomalia voluta dalla Lega e invoca la rimozione del primo cittadino, quindi qui schermaglie diciamo che ritornano tra i 2 partiti. Le mance ai deputati, quindi si chiamano, cambieranno nome, si chiameranno solo FIT, questa è una proposta di Fratelli d'Italia per evitare i voti segreti. Ieri poi c'è stata un'altra udienza, la seconda del processo Galvagno, adesso si punta a spostare il caso a Catania
per competenza territoriale. Quindi questa è diciamo, la vicenda che, se dovesse essere così accettata, allungherebbe ancora i tempi di questo processo. Restiamo sempre sulle pagine regionali, lo abbiamo visto, eccolo qua, l'omicidio Florio, la donna scarcerata torna in cella con l'accusa di omicidio, quindi insomma si infittisce questo giallo. I carabinieri di Taormina e Messina non hanno mai smesso di indagare sul ruolo di Stefania Bergamaschi. Alla 53enne, nella prima fase delle indagini, fu contestata l'ipotesi di soppressione del cadavere. L'omicidio risale appunto al 25 aprile. Andiamo a vedere invece il Giornale Sicilia, che è sul pasticcio del sindaco di Burgio di Serra di Falco. Apre il quotidiano: il pasticcio del sindaco non poteva ricandidarsi, quindi il prefetto solleva il caso del terzo mandato del sindaco Burgio a Serra di Falco. La legge, che tra l'altro poi è anche il figlio dell'ex assessore alla sanità, quindi insomma là c'è uno studio particolare su questo terzo mandato, c'è uno spostamento diciamo, verso il limite che è quasi sospetto. Naufraga il vertice per rinsaldare il centrodestra, lo mette anche nella prima pagina il Giornale di Sicilia. Sullo Zen, la cronaca, non manca mai un riferimento a questa zona di Palermo. Aveva respinto i picciotti del Pizzo, il titolare del bar, che come abbiamo visto nei giorni scorsi è stato minacciato anche con le bottiglie di benzina. Dalla richiesta sui clan dell'Acqua Santa viene fuori l'SOS del tabaccaio e di un altro quartiere, quindi vedete diffusa la richiesta di Pizzo, il racket. Incidenti sul lavoro di Casteldaccia abbiamo letto il monito di Mattarella, poi ritorna ovviamente il racconto delle tracce del primo giorno degli esami di maturità, con questa foto dei ragazzi concentrati nel fare il tema. Poi Repubblica di Palermo, la maturità è il titolo d'apertura del quotidiano. Brancati, ci aspettavamo l'intelligenza artificiale. Questo è uno dei temi assenti, forse un po' troppo attesi, e evidentemente sono stati spiazzati anche i ragazzi. Ancora qui la politica, ieri giornata di vertice del centrodestra, il centrodestra che non trova l'intesa. La polemica sulle piste ciclabili investe anche Palermo, dopo Catania si allarga la rivolta e quindi insomma i cittadini protestano contro le nuove piste ciclabili che stanno sorgendo anche nel capoluogo. Andiamo dentro a vedere un po' di notizie che riguardano insomma non solo la politica, ma come abbiamo visto anche, eccolo qua, la gestione della città. Si allarga la rivolta contro le piste ciclabili e il comune perde i fondi. Questo è uno dei temi. Proteste anche in Viale Michelangelo, il 30 giugno la scadenza dei progetti del PNRR, contro le ciclovie si mobilita il centrodestra, perché il tema è questo, cioè se non si creano, se non si fanno queste piste ciclabili si perdono appunto dei fondi. Questo è il motivo per cui per esempio Catania ha speso molti soldi con delle piste praticamente deserte. Andiamo a vedere ancora, sempre dal quotidiano La Repubblica, il vertice, mea culpa del centrodestra nel vertice delle tensioni, silenzio sul bis di Schifani. Questo è quello che è venuto fuori in seconda battuta sulla ricandidatura del presidente uscente Renato Schifani. Scontro, come abbiamo visto anche sul Giornale Sicilia, sul bando di San Martino e su Burgio, il bando per l'agricoltura. Burgio, il sindaco di Serra di Falco. Chiudiamo con il quotidiano La Sicilia, nella prima pagina le notizie di cronaca internazionale, colpita una raffineria mentre poi il summit dell'Unione Europea, lo racconteremo più avanti. Un dato che è di politica, ma è di politica nazionale, ma che ha qualche refluenza anche in Sicilia. Vannacci sorpassa la Lega nei sondaggi, centrodestra in calo. Per di spalla troviamo le notizie che riguardano la Sicilia, Casteldaccia abbiamo già letto, gli miasmi di Siracusa, e poi a Val Guarnera gli abusi sui minori da catechista, il vescovo intervenga. Questa notizia la vediamo però in pagina perché strettamente correlata con un'altra notizia che abbiamo raccontato in questi mesi. Intanto questa notizia arriva da Val Guarnera: il catechista era un orco, 9 anni per abusi sui minori, appello del vescovo, la chiesa intervenga. Quindi l'accusa al catechista che avrebbe adescato le
bambine all'epoca minori di 14 anni in ambienti ecclesiastici. Una sarebbe stata costretta a subire atti sessuali in più occasioni tra novembre e dicembre del 21, mentre sull'altra gli abusi sarebbero avvenuti il 5 gennaio 2022, mentre la bambina era nella sua abitazione che gli era stata affidata. Quindi una vicenda abbastanza torbida. Sotto invece il caso di Don Rugolo: non era goliardia ma violenza, sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che conferma le accuse al sacerdote ennese. Quindi su questa storia, queste due storie torbide che si intrecciano, una a Valguarnera e una appunto a Enna. Grazie Luca. Adesso diamo uno sguardo anche al traffico, alla viabilità. Le nostre telecamere ci portano in questo momento sul tratto della circonvallazione del Tondo Gioieni. La situazione è abbastanza tranquilla. Possiamo notare come comunque non ci sia grande traffico. Stessa cosa anche in via Vincenzo Giuffrida, c'è una maggiore tranquillità con le auto in uscita, ci sono quelle alla destra dei vostri teleschermi, mentre invece in entrata c'è qualche piccolo ingorgo ma niente di particolare. Possiamo vedere anche la parte bassa della circonvallazione, sempre viale Odorico da Pordenone. Anche qui situazione relativamente calma, insomma si entra in una fase in cui con la chiusura delle scuole ormai da qualche giorno il traffico del mattino è sicuramente molto più scorrevole. L'Etna, qualche nuvola sul cielo attorno al vulcano, ma niente di particolare, solito pennacchio comunque dai crateri sommitali. La stessa cosa la osserviamo anche dalla telecamera che si trova a Taormina, Golfo di Taormina, con l'Etna sullo sfondo, e vedete ci sono un po' di nuvole attorno proprio alla parte sommitale del vulcano. Ci fermiamo qui per stamattina anche con le cartoline che vi mostriamo dalla nostra Sicilia. Fra poco saremo di nuovo insieme per leggere con Luca Ciliberti i quotidiani nazionali. Allora, buongiorno Sicilia, di nuovo insieme con Luca Ciliberti, leggiamo i giornali nazionali. Andiamo a sfogliare i quotidiani nazionali che oggi, insomma, nel racconto ovviamente camminano su un paio di notizie principali. Uno è quella dei continui attacchi tra Ucraina e Russia e viceversa. Adesso l'attacco è arrivato da Kiev, è stata distrutta una raffineria della Gazprom, quindi il titolo del Corriere della Sera è Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Questa volta il regime di Putin ha sentito l'attacco. Droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale, la NATO dice svolta sul campo, i missili appunto dall'Ucraina che arrivano sulla Russia, mentre sul fronte medio orientale riapre lo stretto di Hormuz, ma è poco soddisfatto, così, Khamenei, quindi l'Iran, che dice aveva una visione diversa. Trump ha firmato per debolezza. Questo tutto raccontato all'interno del Corriere della Sera. Poi le tracce della maturità, come avete visto e come abbiamo visto nella prima parte della nostra rassegna stampa, da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Basket, Milano vince lo scudetto numero 32, ieri mentre si giocano i mondiali di calcio c'erano anche le finali per lo scudetto del basket, ha vinto Milano. E poi questo chi è Marcel Jacobs, un giorno in pista con Marcel Jacobs, voglio tornare a volare, in attesa appunto di momenti più esaltanti per il velocista azzurro. Andiamo a vedere la Repubblica, Khamenei contro Trump, vedete più approfondito la scelta di Repubblica, messaggio del leader iraniano: non avrei firmato, il presidente degli Stati Uniti mosso dalla disperazione, ha revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, sono stati già fatti passare più di 12 milioni e mezzo di barili di petrolio, quindi insomma un approvvigionamento importante. E poi vedete qui la foto drammatica, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi, quindi l'Ucraina dura in questo momento dello scontro. La Stampa invece si spinge più avanti perché dice Putin l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti, in questo caso italiano. Quindi questo è il titolo della Stampa.
Andiamo a vedere invece il quotidiano Avvenire, momenti capitali, la scelta dell'apertura, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio di un lungo percorso di ingresso, lungo è proprio il caso di dirlo perché insomma ci vorrà molto tempo. Invece pronti a partire negoziati Stati Uniti-Iran in Svizzera, in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran, quindi questo è in qualche modo anche un giallo. Poi ci sono stati i funerali del cardinale Ruini, l'uomo e la verità nella vita di Ruini, l'omelia presenziata da Papa Leone XIV. Andiamo a vedere invece i quotidiani, diciamo, un po' più di lettura politica. Qui siamo sul Fatto Quotidiano che diciamo, punta sul tema della giustizia, impunità per contagio, come assolta con tutti i coimputati, si tratta dell'ex eurodeputata di Forza Italia, se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, eccola qua, condannata in primo grado, poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Quindi questo è il Fatto Quotidiano. Il Manifesto, la prova di fuoco. Il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che adesso ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo, quindi si inasprisce il tema. Andiamo a vedere invece il Giornale che apre con i numeri degli assalti e il caos dei treni, la verità sul caos dei treni. Da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, in Puglia è stato arrestato un palestinese per terrorismo, quindi insomma qui è diciamo, l'ordine pubblico al centro del racconto del quotidiano Il Giornale. Andremo a votare l'11 aprile, corsa alle urne, questo lo dice Libero, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura, questa finestra con il via libera del Quirinale per la Meloni, sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale, vedremo cosa succederà. L'ultimo quotidiano per chiudere la rassegna di oggi, eccolo qua, fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia ha calpestato la democrazia, un dirigente dell'istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera all'insaputa di chiunque il Grafica Pride all'insegna dell'inclusione. Visita al museo e aperitivo con vista su Fontana di Trevi, l'ira dei Provvita, Giuli, il ministro che dovrebbe saperne qualche cosa, è rimasto stupefatto. E poi questa è l'Ishline in prima pagina, finalmente la pagliacciata si è conclusa e l'Ishline si rimangia il salario minimo, che è una battaglia appunto del centrosinistra che non piace al centrodestra. A te la linea. Grazie Luca, ci ritroviamo più avanti anche con te. Adesso altra breve sosta e poi il primo ospite della mattinata. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, i primi ospiti della nostra mattinata, le prime ospiti della mattinata, con noi Monica Saso, buongiorno. Buongiorno. Che è la direttrice della comunicazione Maranzano World Fest, e poi c'è anche Maria Arena che è la regista di questo, poi parleremo con lei di cosa sta preparando per l'appunto. Allora, in realtà è domani, si celebra domani la giornata mondiale del rifugiato. Catania però, rispetto a quello che è il programma e quella che è poi convenzionalmente definita la data, anticipa, perché scatta già oggi questa operazione che porterà e andrà avanti sino al 23 giugno. È un programma fitto e ricco di appuntamenti. Sì, assolutamente. Abbiamo giocato d'anticipo di un giorno perché effettivamente la giornata mondiale del rifugiato si festeggia e si celebra in tutto il mondo il 20 giugno, ma noi iniziamo già da ora e finiremo il 23 giugno perché abbiamo un calendario di attività abbastanza fitto. Fitto sì, perché leggo che fra le altre cose sono coinvolti nella organizzazione di questi eventi non solo gli enti del terzo settore, ma ci sono anche diciamo, delle associazioni, delle realtà che sono impegnate nell'accoglienza, e c'è anche il sostegno fra le altre cose anche del Ministero dell'Interno. Esattamente, una rete di più di 40
soggetti, tra associazioni culturali di qualunque tipo che si occupano di accoglienza, che si occupano di multiculturalità a tutti i livelli, dalla cultura all'arte all'accoglienza, appunto. Ci sono dei momenti particolari, ci saranno dei momenti particolari durante questi giorni e una delle iniziative dedicata, specifica, è Porte Aperte alla Intercultura. Ci spiega che cos'è questo? È un programma molto bello che è curato dalle realtà del SAI, del Sistema Accoglienza e Integrazione, che per un giorno aprono le porte delle comunità, degli spazi d'accoglienza, spazi che sono casa per le persone che vivono, ma che molto spesso, diciamo, dalla comunità, dai cittadini sono quasi inaccessibili. E quindi c'è stata la possibilità di costruire un vero e proprio tour, un vero e proprio viaggio a tappe in tutti questi luoghi aperti per un giorno alla cittadinanza. Allora, torneremo sul programma, ma intanto, siccome si comincia oggi, si comincia stasera alle 20:30, ci sarà una proiezione, dico bene, di Tawada Live in cammino. Ho detto bene, spero di aver Tawada Live in cammino. Intanto, che cos'è e la finalità poi di questo materiale che confluirà in un film. Esatto. Intanto appunto si parla di intercultura, quindi è un lavoro fatto, girato nel Sahara, e quello di stasera è un live di una parte di archivio che io ho girato nel corso di 6 anni per un processo di ricerca che ho fatto sulla popolazione Amazighe del Marocco. Gli Amazighe sono quelli che noi chiamiamo i berberi, che è una popolazione poco conosciuta. Si pensa che il Nord Africa sia abitato solo da arabi, in realtà la prima popolazione è Amazighe, che è stata poi colonizzata dagli arabi. E io ho fatto questa ricerca, queste sono alcune immagini appunto di questi 7 anni, e poi lungo questo cammino, Tawada, che presentiamo stasera, io poi ho incontrato l'istituzione per la quale lavoro, l'Accademia di Belle Arti di Catania, che attraverso un PNRR molto importante ha finanziato poi la produzione di un film che uscirà in autunno. Quindi questo è però il live, cioè libertà musicale, con le musiche originali di Ali Azroual, che suonerà dal vivo insieme anche a Cristiano Maria come guest, e diciamo daranno vita emozionale alle immagini che sono mute stasera. Cioè, quindi stasera non è un film, è un flusso di immagini sonorizzate dal vivo. Creature di sabbia, il titolo? Del film. Sì, il film in uscita in autunno è Creature di sabbia, che invece racconta la storia proprio di un nomade bambino che poi diventa stanziale ma sogna di viaggiare. Questo poi... Insomma, il sogno fa sempre parte della nostra vita. Altro appuntamento, altra location importante per queste giornate dedicate proprio ai rifugiati è il villaggio dell'accoglienza. Esattamente, che è sostanzialmente un grande villaggio fatto dagli stand di tutte le associazioni che partecipano e varie attività, che si svolge in piazza Federico di Svevia, proprio ai piedi del Castello Ursino, e che sarà, diciamo, anche il palco dei 2 concerti con i tanti artisti del 19 e del 20 giugno. C'è una location che è stata scelta perché proprio quella attorno alla zona del Castello Ursino? L'anno scorso abbiamo scelto Piazza Dante, quest'anno abbiamo scelto il Castello Ursino. È sempre bello scegliere luoghi diversi dalla città che comunque rappresentano la multiculturalità, cioè spazi in cui comunque si incontrano varie culture quotidianamente, perché Catania l'abbiamo definita proprio la città dell'incontro, è una città davvero multiculturale. E quindi quest'anno abbiamo scelto Piazza Federico di Svevia come palco per l'incontro. Tra le vostre iniziative c'è anche quella della presentazione di un libro. Sì. Che sono I Partigiani di Allah, che è un nome particolarissimo di questo libro. Che si svolgerà in Piazza dei Libri ed è curato dalla libreria Lunaria e Gammazita con l'autrice Maria Silvia Battaglia. E quindi insomma ci sono diversi appuntamenti, ci sono diverse possibilità per incontrare quello che prima lei definiva, insomma, questo incontro, per verificare questo incontro di tante culture, perché
comunque sappiamo che la Sicilia è sempre stata una culla Assolutamente. di civiltà che si sono ritrovate, anche la Sicilia è stata diciamo, oggetto di diverse facciamo così, occupazioni fra virgolette, no? Siamo passati dagli arabi, siamo arrivati alla dominazione spagnola, abbiamo vissuto precedentemente, c'erano state anche altre popolazioni, abbiamo conosciuto la cultura greca, chiaramente anche prima di Cristo, insomma c'è tanto da scoprire e forse probabilmente la nostra terra è ideale per questo tipo di incontro. Lei faceva prima riferimento a tutto questo. Assolutamente, fra l'altro la nostra identità è fatta dall'incontro di tutto quello che abbiamo nominato fino ad ora. Quindi noi comunque abbiamo un'identità che è fortemente basata sull'incontro e di certo noi siciliani comunque siamo un popolo molto disponibile all'incontro, molto aperto. Questa è una grande fortuna e una grande ricchezza. Chiudiamo questa nostra parentesi di Buongiorno Sicilia tornando di nuovo a quella che è stata l'esperienza, no? Per raccogliere questo materiale che poi confluirai in Creature di sabbia. Ci diceva prima 6 anni. Poi c'è stato il Covid in mezzo, quindi è un po' rallentato. Ma guarda, questo è il mio quarto film. Io faccio film documentari con un approccio antropologico, perché quella è la mia formazione. E in ogni film, quando io inizio, non so che poi diventerà un film, perché ho bisogno di fare ricerca, come dire, immergermi nella realtà che poi racconterò. E ci vuole del tempo. E tutti i film che ho fatto hanno alle spalle almeno 3-4 anni prima di diventare film. Questo ne ha 6 perché c'è stato il Covid in mezzo che ha un po' bloccato. Però diciamo sono contenta di aver fatto questa esperienza e di poter raccontare una storia molto vicina a noi e anche a volte con degli elementi che non si conoscono, perché veramente la cultura Mazighe è una cultura che ha una lingua, un alfabeto e che ha resistito nonostante quella che... Ci può anticipare una curiosità? Sì. Già ci stava dicendo della lingua e dell'alfabeto che è già per esempio tanto. Tawada è un termine berbero, non arabo. Tawada, in cammino, perché c'è una doppia lingua, diciamo nel Maghreb, Marocco, Tunisia, Algeria, loro hanno una doppia lingua, nascono di cultura berbera e poi diciamo studiano l'arabo. Per esempio, per fare un esempio a tutti più noto, i Tuareg, che tutti conosciamo, gli uomini blu dell'Algeria, eccetera, eccetera, sono berberi, sono amazighe, cioè questo è il ceppo originario, diciamo, del Nord Africa, che ha una cultura legata alla natura, legata al deserto soprattutto. Sono le popolazioni del deserto, dove io ho trascorso questo periodo e penso che il deserto sia un posto meraviglioso, perché la vita è semplice. A molti fa paura però. La vita è semplice, la vita è durissima, però c'è una concezione del tempo che noi abbiamo perduto. Perché il tempo per noi oggi quasi non esiste, noi non viviamo il tempo, noi impieghiamo il tempo. Invece lì c'è un modo di vivere il tempo che mi ha molto colpito. Una riscoperta allora del tempo. Del tempo. Grazie per essere state questa mattina con noi a Monica Saso, che è la direttrice della comunicazione di Marranzano World Fest, e grazie anche a Maria Arena, che è regista del prossimo film che vedremo in autunno, che si intitola Creature di sabbia. Grazie, una buona giornata, ci fermiamo qui con voi, noi adesso vediamo le previsioni meteo e poi restate sempre con Buongiorno Sicilia perché ci saranno altri ospiti. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però nel pomeriggio dei temporali di calore sui settori montuosi. In dettaglio in Sicilia, sole ovunque protagonista per la giornata di venerdì, venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite ovunque, spazi assolati soprattutto nelle ore centrali della giornata. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, caldo moderato con valori non superiori ai 32 gradi. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Bene, allora torniamo di nuovo insieme, dicevo altri ospiti, altri sapori, mi permetto di dire, perché prima abbiamo parlato di cultura, di intercultura, abbiamo la scoperta di alcune aree della nostra terra, adesso scopriamo un'area
della nostra terra siciliana, proprio della Sicilia, e parliamo di Scordia. Siamo in provincia di Catania. Grazie per essere con noi a Rocco Sciacca, che è il presidente del Consiglio Comunale buongiorno. Di Scordia, perché sta per scattare, anzi scatta oggi, il 19 giugno, il Festival dei Sapori e della Scacciata Scordiense, che è, e vediamo per l'appunto una locandina in questo momento, è un modo per scoprire anche quello che la nostra cultura, la nostra tradizione ci tramanda, ci regala. Esatto, oggi parte questa manifestazione per noi importante perché siamo legati a questo prodotto, appunto la scacciata scordiense, che è un po' diversa, diciamo, rispetto a quello che fanno gli altri, perché insomma noi... Cosa di caratteristico? Così magari... Caratteristiche che, come dire, i prodotti che vengono messi all'interno vengono messi crudi e poi come dire, cucinati, esatto, all'interno di questo forno tradizionale a legna che soprattutto, diciamo, gli dà un sapore molto, molto particolare. È una cosa a cui, diciamo, la comunità Scordia, il comune ci lavora da tempo, e finalmente siamo arrivati oggi, diciamo, a fare questa manifestazione per pubblicizzare un prodotto su cui, appunto, come dicevo, il comune investe affinché possa avere anche un riconoscimento particolare. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale un regolamento per iniziare il percorso, diciamo, del marchio sostanzialmente, e oggi appunto lanciamo con questa manifestazione intanto un'azione pubblicitaria importante sul nostro territorio affinché tutti possano conoscere e assaggiare la scacciata. Immagino 3 giorni particolari, intensi, sì, perché ho letto in maniera molto breve, devo essere sincero, non ho avuto il tempo di approfondire, immagino. Però vedo che ci saranno dei momenti in cui si potrà assistere proprio alla preparazione live di questo prodotto tipico vostro. Ci sono degli stand in tutta la piazza principale, che è piazza San Rocco, in cui appunto i principali, come dire, maestri della scacciata di Scordia prepareranno lì stesso la scacciata, che poi con dei forni verrà preparate. Vediamo anche il programma per dare, esatto, poi insomma possibilità a chi viene di assaggiare appunto questo prodotto. Oltre a questo, non solo chiaramente attività gastronomica, ma avremo anche la possibilità di assistere a degli spettacoli, insomma giochi, balli, insomma, per rendere questi 3 giorni non solo, come dire, un momento per riempirsi la pancia, altrimenti poi... Immaginiamo però che questi 3 giorni sono soltanto un assaggio, utilizzo questo termine non a caso, di quello che potrebbe essere anche l'estate da vivere in qualche modo anche a Scordia. Certo, iniziamo questo momento, come dire, estivo, chiamiamolo così, con questa manifestazione, ma chiaramente sono in programma altre iniziative per pubblicizzare, insomma, il nostro territorio. Però quello che mi incuriosisce è che nel programma sono inseriti, da un punto di vista dell'aspetto ricreativo, un DJ set, e quindi per accontentare i più giovani, ma poi ci sono anche delle cose che riguardano la musica popolare. Quindi diciamo che non è indirizzata ad un target specifico. No, abbiamo voluto appunto creare un momento che potesse dare a tutti la possibilità di trascorrere come dice, in maniera ottimale questi 3 giorni, quindi appunto un momento per la degustazione del prodotto, che è il protagonista principale, ma poi abbiamo la tradizione popolare siciliana con alcuni momenti, diciamo, di canti, balli, e poi chiaramente dobbiamo anche pensare ai più piccoli la domenica, in cui ci saranno momenti per loro, ci sarà anche un momento con una diciamo manifestazione di auto d'epoca, insomma è Leggo anche delle moto particolarmente, esatto, ci saranno le Harley, importanti. le Harley che saranno ospiti a Scordia per un momento diciamo di presentazione del loro gruppo, e quindi una manifestazione che racchiude questi 3 giorni, che parte dalla scacciata ma che ha anche momenti, come dire, per tutti, anche di sano divertimento, mi pare importante. Mi sembra giusto, visto che si va verso un periodo che dovrebbe essere un po' più rilassante, con le vacanze. Chi andrà adesso in vacanza potrà approfittare di questo fine settimana, ma immagino ci saranno anche, come diceva prima lei, altri appuntamenti da vivere proprio a Scordia. La necessità di conciliare la tradizione, e quindi la scacciata di Scordia, con altre attività
di carattere ludico, di carattere anche culturale, perché no? Perché la riscoperta di questi prodotti siciliani sono importanti. E mi riallaccio a quello che dicevo prima, no? Il fatto che la nostra tradizione va in qualche modo non solo ricordata, ma soprattutto rinnovata e tramandata. Assolutamente. Oggi, in un momento, come dire, globale del nostro tempo, riscoprire le tradizioni del nostro territorio credo che sia una cosa molto, molto importante. Ci apriamo al mondo ed è giusto che sia così, ma dobbiamo trovare le occasioni affinché quello che noi abbiamo di meglio, in questo caso la scacciata, e poi ci sono altri territori che valorizzano altri prodotti, ci sia appunto uno sforzo da parte delle comunità, delle amministrazioni locali per valorizzare i nostri prodotti, che possono essere anche momento per attrarre, diciamo, visitatori stranieri, insomma visitatori che vengono da altri posti. Quindi sì, come dire, la globalizzazione, tra virgolette, ma facciamo in modo che quello che ci abbiamo va valorizzato e va messo, come dire, in evidenza. E oggi con questi 3 giorni partiamo dalla scacciata, poi Scordia, insomma, le arance e tanti altri prodotti importanti. A questo volevo arrivare, perché volevo chiudere questa nostra chiacchierata con la passeggiata in bicicletta che avete organizzato, per riscoprire anche quelli che sono i luoghi da dove arrivano poi i prodotti della campagna, i prodotti che vengono utilizzati per produrre e realizzare le scacciate. Certo, abbiamo tutti i prodotti, come dire, che nascono dalla nostra terra, e quindi, diciamo, prodotti agricoli. Infatti la scacciata all'epoca era un prodotto povero, fatto con quello che si trovava appunto con diciamo quel poco che si aveva negli anni passati, quindi le patate, i cosiddetti anciti, perché si chiamavano così, raccolti nella terra, che nascono, insomma, in maniera spontanea. Poi chiaramente il prodotto ha avuto un'evoluzione, ma Scordia è terra, come dire, di agricoltura, di campagna, con le arance e tanti altri prodotti, e quindi la scacciata è, come dire, un miscuglio di queste identità, sapori, campagna, agricoltura, e spero che possa essere un modo per farci conoscere meglio, per fare conoscere il nostro prodotto. E allora, in bocca al lupo intanto grazie, per questo fine dell'opportunità. Settimana, grazie a Rocco Sciac, che è il presidente del Consiglio Comunale di Scordia. Buon lavoro, adesso ci dobbiamo fermare ancora, ma brevemente, e poi vedo già collegata con noi da Ragusa la nostra Veronica Barbarino. Parleremo di quello che è certamente uno dei fastidi dell'estate, che insomma sono le zanzare, no? Le zanzare, quando arriva l'estate, quando arriva la bella stagione, si aprono le porte e molto spesso ci troviamo con le zanzare anche in casa. Ma stavolta parleremo di alcuni aspetti dei fastidi che possono portare proprio le zanzare. Tutto questo fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia, collegamento con Ragusa come anticipato, c'è la nostra Veronica Barbarino. Buongiorno Veronica, grazie a te e grazie al tuo ospite Roberto Turla, che è il dirigente medico veterinario sanità animale dell'ASP di Ragusa. Allora, stamattina abbiamo detto parleremo buongiorno, grazie. Parleremo delle zanzare, che sono certamente un fastidio, in modo particolare in estate, ma non è soltanto il fastidio legato alla puntura, è un fastidio che può portare anche ad altre malattie. La più, diciamo, quella che noi abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni è la cosiddetta febbre del Nilo, se non dico male, giusto? La West Nile. Buongiorno dottore, cominciamo da qui. Allora sì, è una malattia virale trasmessa all'uomo e agli animali attraverso appunto una puntura di insetto, in questo caso delle zanzare. Ma che cos'è questa malattia e qual è il serbatoio? Sì, innanzitutto grazie per aver invitato il nostro dipartimento e grazie per darci la possibilità di dare delle informazioni di utilità alla popolazione. La zanzara è la responsabile, tra virgolette, innocente della trasmissione di questa malattia, ma per potersi trasferire la malattia dalla zanzara all'uomo occorrono delle condizioni. La zanzara deve aver punto, effettuando un passo di sangue, un uccello selvatico portatore che alberga il virus nel suo corpo. Ma ancora non basta, perché il virus all'interno della zanzara deve compiere delle moltiplicazioni, deve aumentare di numero, migrare verso le ghiandole salivali. Solo a quel punto il successivo passo di sangue della zanzara verso l'uomo può consentire il passaggio del virus dalla zanzara all'uomo.
È importante dire che l'uomo si sostituisce a un ciclo biologico che è abbastanza chiuso, che vede uccello, zanzara che lo infetta e uccello. E l'uomo è un ospite che viene denominato accidentale a fondo cieco, in quanto non è capace di ritrasmettere la West Nile Disease ad altra persona, perché la quantità di virus circolante del sangue non consente il passaggio da uomo zanzara ad altro uomo. Credo che siamo anche chiamati a rassicurare la popolazione. Ecco, quindi non si infetta tra persone e persone e neanche tra animali e persone. Lo stesso succede, non può succedere tra cavallo, zanzara e uomo. Quindi unicamente il ciclo di trasmissione della malattia all'uomo, la via principale di trasmissione è uccello selvatico o uccello domestico, zanzara, uomo. Ok, e quindi si chiude qua il ciclo. Esatto. Ma quali sono i sintomi di questa malattia? Allora, io non sono un medico, sono un medico veterinario, ma le informazioni che tra l'altro sono disponibili anche sui siti dell'Istituto Superiore di Sanità, sinteticamente l'80% della popolazione che viene a contatto col virus non manifesta sintomi clinici, la malattia ha un decorso asintomatico. Soltanto nel 20% della popolazione si possono manifestare sintomi lievi, quali cefalea, rialzo febbrile, e in una percentuale molto bassa, al di sotto dell'1%, si stima una persona in 150 persone che contraggono il virus, si può avere la sindrome neuroinvasiva con sintomi neurologici importanti. Quindi diciamo che la malattia è grave in una percentuale molto bassa dei casi. Ok, ma voi durante l'anno effettuate un controllo di tutto il territorio? Noi parliamo di Ragusa in questo caso, ma in tutta la Sicilia, anche l'Italia. Voi avete già un quadro di quella che è la situazione di questa zanzara, di questo virus? Assolutamente sì. Una delle caratteristiche principali della malattia è la stagionalità. La malattia insorge all'insorgenza del periodo di attività dei vettori, quindi nella primavera fino all'autunno. E come noi ci prepariamo alla malattia? Durante tutto l'anno effettuiamo una sorveglianza che ha due ambiti principali, l'ambito medico e l'ambito veterinario. L'ambito medico vuole la segnalazione dei casi clinici di malattia. L'ambito veterinario, e noi ci sforziamo di cercare di arrivare prima della segnalazione dei casi umani di malattia, prevede una sorveglianza sui casi clinici neurologici di malattia nel cavallo, una sorveglianza entomologica, quindi la cattura di insetti. Noi abbiamo individuato 5 siti nella nostra provincia, 4 in strutture di ricovero di animali, una presso il porto di Pozzallo, dove ogni 15 giorni effettuiamo la raccolta degli insetti, individuiamo la zanzara che il Culex pipiens, ma insomma è quella che turba, la zanzara comune che turba le nostre nottate estive. E su queste zanzare, presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, viene effettuata la ricerca diretta del virus attraverso indagini di biologia. Le chiedo scusa. In Sicilia volevo chiedere semplicemente, considerato che dobbiamo fra poco chiudere perché non abbiamo moltissimo tempo, però ancora qualche minuto ce l'abbiamo, ma esiste un modo per prevenire? Esiste la prevenzione? E poi esiste uno studio per un possibile vaccino, per vaccinarsi, trattandosi diciamo di un virus? Allora, allo stato attuale per questa malattia non esistono terapie e non esistono attualmente vaccini in commercio se non in fase di studio, mentre ad esempio per la malattia dell'equide è in commercio un vaccino, quindi è opportuno che vaccinare gli animali. E per continuare un po' il discorso, a cosa serve la nostra sorveglianza? La sorveglianza serve a individuare una zona dove sta circolando il virus. Questo ci consente di avviare una serie di misure che vanno dalla comunicazione agli enti preposti al comune per la disinfestazione mirata di quel sito, quindi non una disinfestazione generica, ma mirata in un luogo dove viene individuata una parte di popolazione a rischio, per dare anche informazioni ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e soprattutto ai centri trasfusionali, perché un'altra modalità di trasmissione
del virus è attraverso la trasfusione. Se c'è presenza di circolazione virale in un territorio, sul test del donatore viene effettuato un test particolare che si chiama test NAT, che rassicura l'assenza del virus nel sangue del donatore. Ma noi a livello proprio personale cosa possiamo fare? Allora, il cittadino può, visto che la zanzara depone le uova da cui nascono poi le larve in ambienti umidi, le indicazioni che possiamo dare sono quelle di ridurre a livello di abitazione tutti gli accumuli di acqua, quindi l'acqua presente nei sottovasi, ricambiare spesso le ciotole di acqua messe a disposizione agli animali, coprire le piscinette, e a livello personale di utilizzare dal crepuscolo all'alba delle sostanze repellenti, le zanzariere, cercare di ridurre il più possibile l'esposizione alla zanzara. Bene, mi pare che abbiamo dato un quadro abbastanza completo e chiaro. Bisogna armarsi insomma di spray repellenti o comunque sostanze simili, togliere dai vasi tutta l'acqua in eccedenza e sperare insomma di non incontrare questa zanzarina che ci può portare intanto in linea di massima un piccolo disturbo, diciamo così, passeggero transitorio, e non incontrare mai la malattia che si sviluppa poi nella sua diciamo la sua non dico maggiore aggressività, può essere questo il termine utilizzato giusto? È questo? Sì, nella forma più grave, che è la forma neuroinvasiva, che può dare una sintomatologia nervosa. Benissimo, grazie allora alla nostra Veronica Barbarino da Ragusa, grazie al tuo ospite Roberto Turla, che è il dirigente medico veterinario della sanità animale dell'ASP di Ragusa. Buon lavoro e insomma immagino in questi mesi la vostra sorveglianza è piuttosto attiva, come ci ha raccontato già, ci ha anticipato. Magari vedremo più avanti se un giorno riusciremo a fare qualche vaccino che ci potrà magari proteggere dalla puntura che porta poi alla West Nile. Grazie davvero intanto per questo intervento questa mattina a Buongiorno Sicilia. Dobbiamo andare adesso a sentire il nostro esperto delle stelle, il nostro Marco Amato. C'è infatti la sigla in arrivo e vedo già Marco collegato con noi fra pochissimo. Siamo arrivati a venerdì, Marco, e allora come sempre avviene in chiusura di settimana facciamo il bilancio di quello che sarà il weekend. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Bene sì, inizia questo weekend costellato di una serie di passaggi zodiacali molto importanti. Primo tra tutti quello della Luna. La Luna passa da Leone a Vergine ed è una Luna molto interessante, molto curiosa, una Luna molto stuzzicante, per cui Ariete, Leone e Sagittario sono in pole position come protagonisti di questo weekend molto importante. Ma vediamo cosa succede per tutti i segni zodiacali. Ariete, per voi sabato e domenica saranno giornate in cui la è assolutamente sovrana, anche perché Venere rimane comunque il Leone al di là della Luna, per cui metterete da parte un po' i vostri sacrifici lavorativi per dedicarvi più ai sentimenti che sembrano avere una parte più importante nella vostra vita, più del solito. Toro, per voi oggi è una giornata un po' antipatica perché la Luna è di quadratura. Ma già da domani i segni zodiacali e le configurazioni planetarie vi regalano un attimo di visione, ovvero vi sentirete visti, compresi e presi e anche gratificati nell'orgoglio e nel coraggio di tutte le scelte che avete fatto in questa settimana molto complicata. Gemelli, un segno zodiacale che per adesso sta vivendo dei cambiamenti molto importanti. Urano nei vostri gradi zodiacali, accade di tutto, ci sono delle cose mandate, delle cose, ma questa Luna, soprattutto stasera, vi darà la conferma che siete nella direzione giusta. Cancro, per voi
i pianeti sembrano augurare un momento molto importante. Mercurio e Giove nei vostri gradi si congiungono e questo weekend vi porta una loquela molto efficace, ma anche una fortuna dialettica, perché parlare con le persone vi potrà dare l'idea giusta e l'aiuto giusto. Leone, protagonista di questo weekend così pieno ed entusiasmante. Per voi la planetarietà retta dalla Luna vi fa più morbidi, più sensibili, più dolci, più empatici, ma Venere vi gratifica da un punto di vista affettivo importante. Vergine, anche voi da sabato e domenica soprattutto diventate i protagonisti dello zodiaco, per cui questo weekend è molto importante per creare famiglia. Per voi è importante sia nel lavoro che nelle azioni trovarvi bene e comunicare affettivamente, e ci riuscirete consolidando alcuni rapporti. Bilancia, per voi invece Venere e Luna risultano amiche, soprattutto questa sera, una sera importante in cui potrete darvi alla socialità, ma soprattutto comunicare con gli altri in una maniera manifesta e un po' più sicura di voi stessi. Scorpione, va meglio sicuramente domenica, che è una giornata in cui troverete tutta l'affezione della Luna, quindi i sentimenti trionferanno proprio alla fine del weekend. Sagittario, per voi oggi è una giornata importantissima, il weekend prosegue con delle piccole sorprese, con delle novità, non dovete cercare di esagerare, ma sicuramente la bella Venere vi fa fare pace con i sentimenti. Capricornio, la notizia per voi è che i pianeti stanno cambiando configurazione. Giove promette di essere più morbido con voi, quindi un weekend in cui sopporterete, ma sicuri che la prospettiva sarà sicuramente più morbida. Acquario, per voi oggi inizia un weekend molto importante, i sentimenti sono un po' confusi, Venere e Luna sono in opposizione, ma già da domani potrete meglio enucleare criticamente e analizzare le faccende che vi riguardano sentimentalmente con maggiore serenità. Pesci, il segno zodiacale dei pesci sta vivendo un momento d'oro, Giove e Mercurio sono tutti dalla sua parte, per cui sta creando un momento di sintesi in cui tirare le somme da un punto di vista lavorativo e affettivo sarà importantissimo. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Ciao Angelo, ci rivediamo la settimana prossima, buon weekend Sicilia. Grazie. Allora Marco, ci ritroviamo a partire da lunedì per quella che sarà l'ultima settimana della stagione 2025-26 di Buongiorno Sicilia. Intanto però vi diamo i consigli su cosa andare a vedere, andare a seguire nel fine settimana proprio in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. A Sala Paruta, in provincia di Trapani, il 19 e 20 giugno, torna l'Arte dei Pani Votivi, 2 giornate dedicate alla tradizione degli altari di San Giuseppe e ai pani cerimoniali. L'iniziativa mette insieme memoria, artigianato, laboratori, degustazioni e momenti di racconto legati a una delle espressioni più riconoscibili della cultura popolare del territorio trapanese. Dal 19 al 21 giugno Castelbuono, in provincia di Palermo, ospita il Divino Festival, appuntamento dedicato al vino, alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche. Il centro storico diventa il luogo di degustazioni, incontri, masterclass, visite guidate e momenti di spettacolo, con cantine e operatori del settore, al centro di una manifestazione ormai consolidata nel calendario estivo siciliano. A Licodia Eubea, in provincia di Catania, dal 19 al 21 giugno, è in programma Cicerchia Fest, la festa dedicata alla cicerchia degli Iblei e ai prodotti del territorio. Tra Corso Umberto I e Piazza Garibaldi sono previsti degustazioni, laboratori, show cooking, mercatini, escursioni e iniziative pensate per valorizzare un legume antico e la biodiversità contadina.
A Montevago, in provincia di Agrigento, il 20 e il 21 giugno arriva Oro Verde del Belice, Street Food Fest, manifestazione pensata per promuovere il territorio, e l'olio extravergine di oliva della Valle del Belice. In Piazza della Repubblica il programma unisce sapori locali, street food e momenti di festa, con l'obiettivo di raccontare una delle produzioni più importanti dell'area agrigentina. Il 20 giugno Messina ospita Eros Ramazzotti allo stadio Franco Scoglio con una tappa del suo Una storia importante World Tour. Il concerto porta in Sicilia uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate, con il repertorio dell'artista e una tournée costruita attorno ai brani più riconoscibili della sua carriera. A Palermo, dal 20 giugno, il Teatro Massimo propone Caravaggio, balletto con Roberto Bolle nelle recite del 20 e 21 giugno. Lo spettacolo porta in scena il rapporto tra luce, corpo e pittura, con le coreografie di Mauro Bigonzetti e la presenza del corpo di ballo e dell'orchestra del Teatro Massimo. Alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo resta visitabile fino al 21 giugno la mostra I Van Biesbroek a Palermo, dalla collezione Alfano alla donazione Alioto. La Manna. L'esposizione permette di ricoprire la stagione simbolista europea attraverso il legame dell'artista belga con Palermo e con le collezioni custodite dalla città. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Allora, abbiamo visto quelli che sono gli appuntamenti più importanti del fine settimana. Torniamo da Luca Ciliberti per le ultime indicazioni dai quotidiani. Allora, solamente due notizie velocemente, due spunti di riflessione. Allora, uno è sulla polemica sollevata da Vannacci, la parola femminicidio, il delitto di femminicidio che non esiste. Oggi c'è un bellissimo intervento di Dacia Maraini sul Corriere della Sera che spiega perché sia giusto usare la parola femminicidio. Vi consigliamo di leggerlo. Poi un'altra, visto che siamo in tema di vacanze, di spese, questa è l'idea che arriva da Venezia e che crea una polemica di non poco conto. Super ticket fino a 50 euro per entrare a Venezia. Pensate a una famiglia di 5 persone deve fare un mutuo per entrare nella bellissima città dei Dogi. Allora, la polemica, l'idea è sull'ingresso dei turisti, perché ovviamente oggettivamente Venezia è ormai pienissima di turisti, per certi versi è anche insicura. L'ex sindaco Cacciari dice il contributo d'accesso è incivile, lo dice ovviamente da buon comunista che vorrebbe aprire tutto. E quindi su questo tema, siccome molte città stanno riflettendo sull'idea del ticket d'ingresso, c'è anche qualche zona in Sicilia che riflette di farlo, quindi questo è uno spunto di riflessione, certamente non a 50 euro. A te la linea. Grazie Luca, ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie a Roberto Stramondo, a Graziano Picone e a Alessandro Pantano in regia. Grazie a Edoardo Sergi che come sempre assieme a Carla Previtera preparano i testi e i contenuti della nostra trasmissione. Grazie ovviamente anche a Tonino De Mano in redazione, ma grazie soprattutto a tutti voi che come sempre siete stati con noi anche in questa mattinata. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo lunedì alle 8 puntuali.